Vi porto in viaggio con me per conoscere le città e i paesi più belli d'Italia. Diletta ci presenta Vittorio Veneto. Ora vi farò conoscere la mia città, Vittorio Veneto, e per farlo avrò bisogno dell'aiuto delle mie amiche. Seguitemi! Ecco Matilde! Ciao, sei pronta? Sì, Vittorio Veneto è nata dall'unificazione di due comuni, Ceneda e Serravalle, nel 1866. Qui ci troviamo a Ceneda. Silvia, di cosa ci parli? Della cattedrale di Vittorio Veneto, che è qui alle nostre spalle. Al suo interno ci sono le spoglie di San Tiziano, patrono della diocesi. E adesso Serravalle! Scusa per il ritardo, Isabel. Eccoci a Serravalle in piazza Flaminio. Serravalle è sorta all'epoca dell'impero romano, aveva il compito di difendere Ceneda, ma anche di controllare la valle Lapesina. Cosa ci racconti su questa loggia? L'antico palazzo della comunità di Serravalle sorse nel 1462 sulle fondamenta di una precedente costruzione probabilmente trecentesca e venne completato nel 1476. Ma scusa, stai leggendo? Ma cosa dici? So tutto a memoria. Questa è la scalinata che porta al santuario di Sant'Augusta. Questo è il lungoviale che collega Ceneda a Serravalle e a metà strada il municipio. Ci vediamo presto per visitare un'altra città. Ah, dimenticavo, mettete un like su In Viaggio con Alice.